E adesso andiamo ad Oristano, dove il Partito Sardo d'Azione ha celebrato i 90 anni dalla sua fondazione. Marco Lai. I Quattro Mori sono tornati là dove tutto era iniziato, a Oristano, a Palazzo degli Scolopi, dove il 16 e 17 aprile del 1921 si tenne il congresso fondativo del Partito Sardo d'Azione. Hanno celebrato i 90 anni scoprendo una nuova targa accanto a quella già fissa nel 1991 per i 70 anni e in attesa della prossima, quella più grande, nel 2021 per il centenario. I temi, si è detto nel corso della breve cerimonia che ha preceduto una nuova seduta del Consiglio nazionale, sono ancora quelli di allora: Europa, federalismo, trasporti, energia, fisco, credito e soprattutto il rafforzamento del cammino verso l'indipendenza. Guardi, verso l'indipendenza si stanno facendo passi da gigante. Il fatto stesso di essere riusciti a aprire un dibattito in Consiglio regionale ne è una testimonianza. Il fatto che a votarla non siano stati solo i 5 consiglieri sardisti è altrettanto testimonianza di un qualcosa che sta crescendo. Allora noi avremo non più il Presidente della Regione, ma un Presidente della Repubblica Sarda. È quello che io mi auguro di conoscere nella mia vita. Una cosa però in questi anni sembra essere cambiata: la partecipazione popolare alla politica non è più quella di un tempo. Quando c'era una manifestazione accorrevano tutti, accorrevano non solo i militanti del Partito Sardo d'Azione, ma i simpatizzanti, ma accorreva la popolazione.